Buongiorno! Oggi sono mezza addormentata, ok? Sono in piedi da un po', ma sono ancora addormentata. E se volevo dire, non lo so, ho l'allergia e non ne posso più perché ieri non riuscivo neanche più a tenere gli occhi aperti. Quindi soffro d'allergia in una maniera tremenda. Panne qui che prende i soli come ogni mattina, sta sul mio comò. E siccome arriva il sole, sta lì a prendersi il sole. Adesso così, ho tolto gli espositori, quelli grandi, per gli orecchini pendenti. Ho lasciato solo quelli per gli orecchini a lobo. Ok, sono in macchina. Li ho messi sul... Ecco, chi fa i video in macchina? Cioè, ma è difficile comprare una ventosa? Perché mettete il telefono da qualche parte appoggiato, poi parte il telefono. Cioè, ci si compra una ventosa con... Sì, per mettere il telefono e sia a posto, no? Io l'avevo presa al Lidl, quindi l'avevo pagata anche poco. È incastrata la chiave, oddio. Ecco. Niente, adesso vedo dove riesco ad andare. Vorrei andare a Cortina, a San Vito di Cadore, devo andare per forza. Devo andare in farmacia, qua a Borca non vado più. E quindi mi tocca andare a San Vito. Ho già la cintura. Sono talmente svampita. Va bene, io parto, vi riprendo qualcosa del paesaggio. Ok, sono a San Vito, adesso scendo, borsa, adesso scendo. Ho messo solo una maglia, questa qui, che è felpata dentro, cioè ha il pelo, è una di quelle dei cinesi, e è vecchissima, questa qui ce l'ho da... Allora, sarà... almeno 5 anni. Comunque ancora la voce da addormentata. Bene. Buono. Ah no, la borsa non mi serve, devo andare in farmacia. Devo andare a spendere un po' di soldi. Ok, vado. Ok, sono tornata. Da quello che ho capito c'è stato una... tipo, non incidente, ma... ci sono toccati un camion, un tir con tutti i tronchi e una macchina. E sono abituata a tenere la musica. Sarà un vlog in macchina praticamente, non va alla retromarcia. Ah, ma ho questo, quindi posso anche mollare, ecco. Allora, sono abituata a avere la musica altissima in macchina, ma alta, alta. Quindi oggi mi sa strano non averla. Qua non c'è nessuno, ok. Via. Ecco, il tir si è spostato perché era in mezzo, poretti quelli che dovevano uscire dal parcheggio, lui era dietro le macchine parcheggiate. Ho inquadrato la frana di Acquabona, cioè passarci oggi non mi ha fatto tanta impressione, l'altra volta ho avuto la tachicardia. Ormai quest'anno sono segnata per queste frane, perché poi sono sempre più grandi, cioè si estendono sempre di più. Ecco, mi ho parcheggiato, spero si senta... Ah beh sì, il microfono, ho messo la cuffia perché sennò non si sente niente e forse mi prendono meno per scema. Sto andando al parcheggio di nuovo, niente da filmare di particolare perché comunque Cortina è Cortina, non è che sia, è un posto come gli altri alla fine dei conti, solo che ha le montagne, il centro, il corso, il campanile, ma alla fine come tutte le città, questa è più una cittadina
non è proprio un paese perché è grande. Ecco qua, questa è la scuola che ho fatto io. Qui c'è l'istituto d'arte, che adesso è il liceo artistico, questo qui davanti, e questo di qua a destra è l'alberghiero. Quindi io vado in giù. C'era un signore con la carriola e ha pensato, stavo facendo il filmato alle montagne, avrà pensato, sta qua è pazza, cosa sta facendo? Cioè, perché i vecchietti non capiscono il fatto che tu vai in giro, fai video, parli da solo col video, cioè non riescono a capire. Adesso questa sta aspettando che io vada alla macchina per parcheggiare e infatti io mi fermo adesso perché sono stronza. Comunque è una bella giornata, si sta bene, ho messo solo questa maglia e devo dire che il clima è buono, non è freddo, anche se stamattina era fresco, parecchio. Eccomi, quindi già salita, mi sono tolta la maglia perché avevo caldo. Alla fine ho preso anche un burro cacao, non solo la tinta, questo qui della Equilibra all'aloe, finché non vado a Belluno, appunto. Qui non esiste quello dei provenzali qua da me e quindi ho preso questo, e questo è costato ben 5 euro e la tinta è costata 8,90 euro. Questo è sempre il solito prezzo. Sono a casa, sono arrivata sono le 10:30, mezz'ora in ritardo, però sono andata fino a Cortina, che era tipo 2 mesi quasi che volevo andare. Sì, non ho potuto fare nessun giro particolare. Io ho i gatti che stanno qua con me così, cioè loro sono i miei angeli custodi, tipo, sono sempre attaccati a me. Appena chiamato mia mamma e mi ha detto che, perché oggi doveva arrivare il veterinario a prendere tutti i gatti, chiamiamoli randaggi, quelli che sono ormai di casa su dai miei, che mia mamma dà da mangiare, e per farli castrare e sterilizzare. Ok, quindi io ho ancora il caffè latte di questa mattina da bere e niente, adesso mi faccio i miei mestieri e ci vediamo dopo. Direi che è ora di lavare i piatti, intanto io ho il mio caffè latte, che forse si è raffreddato un pochino. Ieri sera poi ho creato questo questo modulo che si può utilizzare sia come ciondolo che come orecchino. Sono le 2:10, guarda che luce che ho. Lì c'è il sole, c'è tantissimo sole, c'è caldo anche. Infatti sono
avete visto dai video, pantaloncini corti, di fuori si sta bene. Qua in casa c'è freddo vestita così. Sì, Panna, anche tu sei nel video, visto? Oh, che bella. Ecco, ho lavato i piatti perché mi era preso il nervoso, sì che ho lavato i piatti, anche non avevo voglia, li avevo lasciati là. E poi mi è preso il nervoso, ho detto faccio qualcosa e ho lavato i piatti. Sono dal nervoso molto facile. Penso di andare su dai miei. Sto aspettando qualcuno che venga a prendersi l'affitto, che ce l'ho da una settimana pronto, e nessuno arriva. E quindi, boh. Le caccole! Ai me Sky! Pisi! Ora Piso, la grappa si addormenta. Sky! Sky! Celestino! Celestino! Ciao! Angela! Sai che anche tu devi andare nella gabbietta? Angie! Ciao bellissima! Eccomi, quindi adesso vado via. Vi ho fatto vedere i gatti. Mi dispiace che siano chiuse dentro lì le due femmine e il maschio, però purtroppo è da fare. Una abbiamo tentato di metterla dentro, Angela, ma è scappata e quindi adesso a ribeccarla sarà difficile. Va bene, vado alla EO, vado a comprare la pappa per Panna e poi torno qui. Quindi a dopo. Sono arrivata alla EO, ci ho messo tipo mezz'ora per venire fuori perché c'era traffico, colonna continua e continuavano a frenare, accelerare, cioè come consumare benzina. E cioè non avevano un andamento normale, fisso, regolare, no, consumiamo benzina. E niente, adesso vado dentro e mi prendo le mie robe che mi servono. Ok, sono uscita, ho speso tipo 43 euro e qualche centesimo. Ho preso alla fine un ammorbidente, coccolino quello rosa, detergente intimo, poi le pappe e le ghiottonerie per mia mamma, 2 barattoli di nocciolata Rigoni d'Asiago, 2 confezioni giganti risparmio di macinato e poi la farina di Kamut che a me piace. E basta, e guardate che bel tempo che c'è oggi, cioè stupendo. E adesso vado a casa e metto subito via il macinato perché fa tanto caldo e poi vado da mia mamma, gli do il resto della spesa e il resto dei soldi, la spesa e vado e poi tornerò giù per le 5, tornerò giù a casa. Sono riuscita a prendere Angela e a metterla nella gabbia. Terzo tentativo. Adesso vado giù. È successo di nuovo, come il 7 luglio, oggi che è il 21 settembre se non sbaglio, quel lunedì, i vicini hanno bruciato
penso erba, rami, non lo so cosa hanno bruciato. So solo che sono arrivata a casa giusta in tempo a tirar su la biancheria, qualcosa ha preso l'odore. Fortuna che le finestre ce le avevo chiuse stavolta, cioè, ma non è possibile. Ho chiamato, intanto ho chiesto a una persona che conosco, vigile del fuoco, e mi ha detto guarda, prova a chiamare i vigili e vedi cosa ti dicono. Ho chiamato i vigili del fuoco, mi hanno detto se non è fuoco noi non interveniamo, devi chiamare i carabinieri o i vigili urbani. E gli ho detto i carabinieri li avevo già chiamati una volta il 7 luglio e non erano arrivati, se ne sono altamente fregati, e i vigili non mi rispondono, quindi ho provato anche adesso prima di fare il video a chiamare i vigili, ma non rispondono perché a quest'ora ormai loro hanno finito, almeno qua a Borca, e quindi sono delusa proprio. Cioè non si può aprire una finestra neanche a morire perché c'è un odore di fuori. Ho il fumo che mi passa qui davanti, cioè è uno schifo. Saranno passati circa, non lo so, 10 minuti, c'è ancora tutto fumo di fuori. Sul serio è impossibile aprire anche solo una finestra, perché qui ormai l'odore c'è nell'aria e io fino a domani non esco di casa, perché entra tutto appena si apre un attimo. Cioè sta ancora bruciando. Vabbè, alla EO ho comprato anche, oddio, cade tutto. Ho comprato anche un coprimaterasso di riserva, perché io ne ho solo uno e quando devo lavarlo lo lavo, lo aspetto che si asciughi e poi lo rimetto. È costato 8,90 €? 9,80 €? Una cosa del genere. So che sono sempre costosi, per quello non li prendo mai, perché costano abbastanza e non so niente in tutto, cioè cotone. Vabbè, guardate sto qua. Ciao! Ho cambiato maglietta e sapete che cos'è questa maglietta? È una maglietta delle tinte, quindi adesso vado a farmi la tinta. È meno 20 alle 7 e vado a fare la tinta, tanto mio moroso arriva tardi, mi ha detto pomeriggio, mi ha chiamato, mi ha detto che arriva tardi stasera e ne approfitta a fare legna, perché dobbiamo ancora finire di mettere via legna e siamo in settembre, quindi siamo abbastanza in ritardo e niente, ho un male a quest'afta qua dentro che anche parlare sta diventando un problema e niente, quindi vado a fare la tinta, quindi ricordatevi il mio colore e mi vedrete tra un po'. Ecco qua, ho fatto la tinta e è venuta bene, molto bene. Sì, sono arancioni ma tanto scoloriscono tra una settimana, sono già sbiaditi e quindi diventa un colore più accettabile. Sono neanche arancioni, qui sì, sono arancioni perché qua sono bionda e invece qui sono un po' sul rossiccio bello, mogano, bello. Niente, io concludo il video di oggi, abbiamo cenato, tutto e niente, adesso mi metterò un po' davanti al fuoco e basta. Vi saluto col mio nuovo colore e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti, notte!